Buonasera e bentornati a Secondo Noi, uno spazio di informazione dedicato all'attività che il gruppo consigliare del Partito Democratico svolge in Consiglio regionale. Questa sera parliamo di comuni, province, amministrazioni locali. Lo facciamo con il consigliere regionale del PD Vincenzo Martinez. Buonasera. Buonasera. Che è presidente della quinta commissione, che è la commissione competente che ha legiferato tra le altre cose in materia di enti locali. Dunque è stata fatta questa importante legge che ha introdotto e modificato il sistema, come dicevamo, di enti locali, comuni e province. Allora, consigliere Martinez, i comuni esistono dal Medioevo, le province da età napoleoniche, un sistema che qualcuno potrebbe dire collaudato. Che motivo c'era di andare a mettere mano ad un sistema in una maniera così importante, diciamo? Beh, intanto i tempi cambiano, mi verrebbe da dire, e noi siamo partiti in campagna elettorale avendo molto chiaro di alcune cose, tipo che ci sono ormai dei comuni di piccole dimensioni per cui se un funzionario va in pensione non c'è più la forza di sostituirlo, non ci sono più i soldi sufficienti per fare alcune attività, mettendo a rischio l'esistenza del comune. L'unica soluzione, e questa non è solo una questione del Friuli Venezia Giulia ma di tutta Italia, è quella di aggregare i comuni, metterli insieme in modo che collaborino per coprire le cose che magari un singolo non riesce a fare. Quindi una logica di cambiamento delle istituzioni per seguire il cambiamento della società. Cambiare, sì, la società, il suo cambiamento, ma anche le nuove esigenze che hanno i comuni, perché la finanza locale ormai è nelle condizioni in cui ha bisogno di risparmiare, di non spendere i soldi male e quindi trovare delle collaborazioni che vi permettano di essere efficiente ed efficace. Questo per salvare il funzionamento dei comuni, altrimenti alcuni di loro per le loro dimensioni sarebbero costretti a sparire. Le province diventano inutili da un giorno all'altro? Noi abbiamo pensato che le province, per come stanno andando le cose in questa fase storica, non siano più utili ai cittadini. Sappiamo che i cittadini hanno un rapporto stretto con i loro sindaci, si rivolgono ai sindaci per qualsiasi questione, anche quella che magari loro non potrebbero risolvere per funzione che svolgono, e quindi volendo dare il massimo dell'importanza all'attività dei sindaci, immaginiamo che loro collaborando possono benissimo sostituire quello che faceva la provincia. Del resto, oggi mi sento di dire che un ente che va da Tarvisio a Lignano è difficile che sia in grado di risolvere i problemi specifici dei singoli cittadini. Allarghiamo il punto di vista a quello dell'intero Paese. In tutta Italia e quindi nelle altre regioni esistono gli enti provincia. In Friuli Venezia Giulia è stato modificato lo statuto, non esistono più le province. Siamo sfasati rispetto al resto del Paese, rispetto alle altre regioni? Io direi che siamo avanti rispetto agli altri, perché noi abbiamo una regione che ha 1.200.000 abitanti, siamo sufficientemente pochi per pensare di aggregare i comuni in modo che funzionino meglio e quindi non avendo bisogno di altri enti come la provincia. Ricordo che a livello nazionale ormai le province sono enti di secondo grado, cioè non vengono eletti dai cittadini, ma sono eletti direttamente dai sindaci e dai consiglieri comunali. Quindi la direzione ormai è quella. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo voluto fare qualcosa in più e che pensiamo possa calzare con la specialità che noi vogliamo gestire in maniera autonoma rispetto agli altri, cioè fare qualcosa di specifico del Friuli Venezia Giulia. Le identità culturali di un territorio e i confini amministrativi sono separabili? Tradotto, la friulanità ad esempio è garantita dai confini che sono posti da un ente amministrativo, in questo caso la provincia? La cultura del Friuli la fanno i friulani. La fanno l'esperienza storica del Friuli, la fanno le imprese friulane, la fanno la capacità che gli enti locali hanno di organizzarsi in maniera diversa, come fu per esempio nel caso del terremoto del 76. Quindi il concetto di cultura friulana, di friulanità, va molto al di là dei confini specifici di un ente locale come è stata la provincia di Udine, e ricordo che va molto al di là dei confini della provincia di Udine, perché il Friuli storico è un pezzo, è anche il Pordenonese, è anche un pezzo della provincia di Gorizia. Quindi non è certo la definizione di un ente che può spiegare che cos'è la cultura friulana, che è qualcosa di più ampio e anche di più profondo.
chiudiamo il capitolo delle province, concentriamoci più sui comuni. La figura di riferimento da sempre per una comunità è il sindaco, la figura di riferimento evidentemente istituzionale e politica. Voi avete creato questo nuovo sistema che si sta avviando. La figura del sindaco, questa figura di rappresentatività, subisce una diminuzione? Come cambia? Se cambia? Cambia e diventa ancora più rilevante. Noi, come dicevo all'inizio, non abbiamo cancellato nessun comune, facciamo in modo che anche comuni più deboli riescano comunque a mantenersi perché si aggregano con gli altri che possono dare una mano a superare certi limiti che in questo momento possono avere dal punto di vista organizzativo e finanziario, ma ai sindaci chiediamo non solo di organizzare meglio i loro servizi, di renderli più efficienti ed efficaci, organizzandosi insieme agli altri, ma chiediamo anche di fare un lavoro che nessuno in Italia fa, cioè occuparsi dello sviluppo del territorio. Cioè, per ogni aggregato di comuni i sindaci insieme decideranno su cosa puntare e cosa chiedere alla Regione in termini di soldi e di investimenti per far sviluppare quel lavoro, insomma occuparsi anche di posti di lavoro e di economia, cosa che i sindaci fino adesso non potevano fare. Lei sta dicendo che avranno più forza e più voce anche rispetto quindi a delle scelte collettive che si fanno e delle istanze che si portano poi all'ente superiore che è la Regione. Avranno più ruolo perché oltre a condividere con gli altri come dicevo, un funzionamento migliore dei servizi che i cittadini già conoscono, potranno farne di nuovi e poi insieme potranno andare in Regione a dire quali sono le loro istanze, quali sono le loro particolarità per far crescere meglio quel territorio. Ogni aggregato avrà delle domande diverse da fare alla Regione. Spostiamo il punto di vista più sui cittadini che magari vedranno più avanti i risultati di questa legge. Tutto questo, se abbiamo ben capito, serve per anche andare a influire in maniera positiva sui servizi e quindi stava accennando anche prima di servizi gestiti in maniera associati o aggregati. Che cosa cambia per il cittadino? Quali dovrebbero essere gli aspetti positivi nel rapporto anche che c'è tra il cittadino e l'ente comunale o chi comunque al posto del comune erogherà i servizi? Intanto devo ricordare che questa è una legge molto importante e anche non semplice dal punto di vista della sua applicazione, quindi ci vorrà un tempo di maturazione sufficiente. Dobbiamo chiedere e chiediamo anche ai dipendenti pubblici della nostra Regione di darci una mano a sviluppare questa nuova legge e quindi sappiamo che ci sarà un momento di difficoltà per tutti, però tutte le esperienze positive che abbiamo visto in giro per l'Italia ci insegnano che collaborando in maniera diversa dal passato si riescono a far pagare meno le prestazioni previste, probabilmente ad inventare nuovi servizi più calzanti con quelle che sono le esigenze dei cittadini, con la finalità ultima che è quella di far pagare meno tasse ai cittadini. Quindi questa è la grande ambizione degli aggregati dei comuni e da altre parti d'Italia questa cosa ha funzionato. Credo che per mentalità, capacità si possa fare bene e anche meglio in Friuli. Si parla di aggregazioni, poi c'è anche il capitolo delle fusioni. Adesso andiamo per grado, magari prima le faccio una domanda più di carattere politico, poi vediamo che differenza c'è tra le due. Vi accusano di aver imposto o di imporre comunque queste fusioni. Come risponde? Le fusioni, in verità, non le imponiamo per niente e sono solo un aspetto marginale della legge. La legge dice che i comuni devono aggregarsi, tanti quanti sono, quindi senza toglierne neanche uno, per dare migliori servizi. In questo quadro, se ci fosse qualche comune che ha voglia di fondersi con un altro, questo è possibile e noi anche lo caldeggiamo perché il numero di comuni che c'è in questo momento è un po' troppo elevato rispetto alla popolazione che esprimiamo in Friuli Venezia Giulia. Però le fusioni sono un meccanismo che può gestire solamente un referendum, quindi sono una scelta propria dei cittadini. Se i cittadini intendono farla, si organizzano, fanno un referendum e poi lo fanno. Altra cosa è l'aggregato. L'aggregato dei comuni salvaguarda tutti i comuni, quindi non impone nessuna fusione, ma spinge perché appunto questi comuni trovino il modo di lavorare insieme.
Le fusioni nel 2016 abbiamo imparato non essere molto amate dai cittadini. Voi comunque state spingendo affinché appunto ci siano anche da parte dei primi cittadini degli esperimenti di fusione, quindi ci sono anche dei fondi garantiti per dei progetti di fusione. Quindi cercate ancora comunque di convincere della bontà di questa cosa. Teme che ci sia anche una visione culturale legata al campanile che impedisca questa fusione, queste fusioni? Le fusioni, appunto, come dicevo, sono un meccanismo complesso perché impongono che ci sia una volontà dei cittadini ad esprimersi, perché appunto viene meno un campanile, viene meno un comune, diventa uno solo. Insomma, rispetto all'identità, alla storia di ognuno di noi è un passaggio storico importante. Per questo deve essere una scelta consapevole dei cittadini. Noi possiamo fare una proposta, ma poi i sindaci, insieme ai loro consigli comunali e alle loro comunità, cercano di fare questi meccanismi. Sono sempre molto difficili, tant'è che ne sono falliti diversi. Ciò non toglie che quando c'è una possibilità si provi a farlo. A livello generale, tutto l'impianto di questa norma che ha modificato tutto il sistema amministrativo dei comuni ha avuto un iter lungo e travagliato. Perché, secondo lei? Beh, intanto perché siamo di fronte a una legge molto innovativa, di non semplice applicazione. Sappiamo che quando si è intervenuto sull'aggregato dei comuni in altre parti d'Italia i processi sono stati anche lunghi e difficoltosi. Significa riorganizzare il personale, significa far parlare un altro linguaggio ai sindaci fra di loro, significa anche spiegare ai cittadini che i servizi possono essere migliorati proprio da questo tipo di collaborazione. Quindi il processo è difficile, in quanto difficile ci dobbiamo aspettare anche che magari ci possa essere qualche intoppo, qualche errore. Ovviamente in una materia così complicata lo abbiamo fatto. Purtroppo devo dire c'è stato anche però un atteggiamento molto duro in una parte dei sindaci che sono ricorsi al tribunale invece di cercare di risolvere le questioni con la politica. Questo ha allungato i tempi, ha un po' incattivito gli animi e non ha reso un po' più semplice un percorso già complicato come quello di questa legge. Bene, lo spazio a nostra disposizione è terminato, l'appuntamento è alla prossima settimana, stessa ora, sempre su Telefriuli. Grazie per l'ascolto a tutti gli ascoltatori.